ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Le fiamme gialle del gruppo di Messina, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato circa 3.600 grammi di cocaina in transito sullo stretto di Messina durante il controllo di un minivan appena sbarcato dalla costa calabra con a bordo una coppia e 6 figli minorenni. Il cane antidroga Urban ha fiutato la presenza della droga nascosta abilmente in un vano naturale del mezzo ricavato tra il tetto e il suo rivestimento. Il sequestro della cocaina dal valore stimato di oltre 700.000 euro sulle piazze di spaccio siciliane ha portato all'arresto dell'indagato in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti. È stato trasferito nel carcere di Gazzi. Più di 1.000 migranti in 24 ore e più di 17 sbarchi a Lampedusa. Si registra anche un morto. La Capitaneria di Porto ha salvato le persone provenienti dal Camerun, Costa d'Avorio, Siria, Sudan e ha recuperato il corpo di una giovane donna. I sopravvissuti sono stati trasferiti all'hotspot di Contrada in Briacola. Il boss Matteo Messina Denaro ha deciso di non comparire al processo in cui è accusato come mandante delle stragi di mafia che si sta svolgendo a Caltanissetta. Il processo riguarda il ruolo del boss nella strage di Capaci in cui morì il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti di scorta, e nella strage di Via D'Amelio in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti. Matteo Messina Denaro è accusato di aver organizzato entrambi gli attentati. Il flusso lavico dello Stromboli si è arrestato nel pomeriggio di ieri. La colata è in raffreddamento e si osserva attività esplosiva dall'area craterica nord e sud. Dal punto di vista sismico, nel corso delle ultime 24 ore, l'ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta sempre nell'intervallo dei valori medi, così come comunica l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. E con questa notizia per adesso è tutto. Grazie per averci seguito e arrivederci.